Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, è gratis. Signori, questa è una clamorosa ipotesi che Sport Mediaset ieri si lascia andare nell'edizione dell'Una, se non sbaglio. Poi non so se in serata su altre emittenti è stata riportata, però per ora c'è solo Mediaset che porta questa notizia e poi ora la andiamo a leggere questa notizia, però vi ripeto, anzi vi dico la mia e ve la dico subito, secondo me, posso dirlo, è una grande strunzata, perché non sta né in cielo né in terra un'operazione di mercato in questo modo, seguendo quello che vi ho detto anche nei giorni scorsi per quanto riguarda quello che vorrebbe fare Aurelio De Laurentiis in futuro, con o senza Antonio Conte in panchina. Allora, io faccio anche fatica a leggerla questa notizia perché secondo me è proprio una stronzata. Comunque, io questa notizia ve la devo riportare perché è giusto portarvi tutte le notizie. Clamorosa ipotesi per la SSC Napoli. Lo svela Sport Mediaset. Seppur timidamente allo stato attuale, starebbe prendendo quota questa sorprendente idea, come svelato dal giornalista Claudio Ramondi in diretta televisiva proprio a Sport Mediaset su Italia 1. Allora, io continuo a ribadire hashtag è una stronzata, perché questa è una grandissima stronzata. In scadenza nel 2028 e reduce da una stagione tutt'altro che esaltante, il portoghese, il rossonero da 7 stagioni, potrebbe salutare il Milan a fine stagione col club che avrebbe già fissato il prezzo estivo. Perché vi dico questo? Perché sì, stiamo parlando di Rafael Leao, il numero 10 Rafael Leao, ma c'è, a parte questo, no? Poi vi dico anche la cifra che il Milan ci vorrebbe. Il ragazzo ha una clausola rescissoria sul groppone di 170 milioni. E già qui. Cioè, già come fai a mettere una clausola rescissoria sulle AO a 170 milioni? Cioè, voglio, queste sono cose da folli. Da folli, voglio, ma perdonatemi, cari milanisti, no? Io, da uomo di calcio, ma chi cavolo può mai spendere 170 milioni per Rafael Leao? Chi è quel folle? Ma pure 100 milioni, ma chi è quel folle che viene a Milano domani, caccia 100 milioni e dice voglio Rafael Leao? Chi è quel folle? Chi è quel folle? Però il buon Claudio Raimondi ci dice la richiesta per il prezzo estivo, perché poi vi ripeto c'è la clausola rescissoria, cosa che è impossibile da andare a pagare, ma anche per tutti i club in Italia, ma forse anche in Europa. Forse l'unico che può comprarsi Leao è il Real Madrid e il City. Ci posso mettere il Paris Saint-Germain, perdonatemi, ci posso mettere il Paris Saint-Germain, ci posso mettere lì nel mezzo, non li spenderà mai perché c'ha un giocatore a Parigi che gioca sulla sinistra che è 10 volte più forte di Rafa Leao come il suo numero di maglia, ovvero Kvicia Kvaratskhelia. Claudio Raimondi dice il Milan però non vuole 170 milioni ma vuole solo 60 milioni, lontanissima l'ipotesi da 170 milioni della clausola rescissoria. Il rossonero da 7 stagioni, come abbiamo già detto, non c'è la fila, questo diciamolo da subito, che chi andrà a comprare Rafa Leao di sicuro non lo andrà a comprare a 170 milioni, ma il prezzo che cazzo con le fatti chi l'Udinese, gliel'ha annullato però, non è quello da 170 ma 60 milioni, è già qua 60 milioni, voglio. Scusatemi, c'ho il microfono storto, sono veramente veramente tanti 60 milioni per un giocatore che quest'anno, non è che ha floppato di più. Lontane in questo momento sono sia il Manchester United e il Barcellona, pure qua no.
Claudio Raimondi, amico mio bello, ma abbi pazienza, ma secondo te lo United del il Barcellona specialmente si va a comprare Rafa Leao? E poi mi fate venire sonno con queste news di mercato, perché secondo me sono proprio campate in aria così a caso e non hanno alcun senso queste notizie. Comunque c'è vicino però un club, l'Al-Hilal, con Teo Hernandez e Simone Inzaghi, e può prendere corpo questa idea. Quindi vedi, c'è già. Allora, Leao, quanti anni ha Rafa Leao? Un attimo, poi sfizio, voglio vedere quanti anni ha Rafa Leao. Raffaele Leao ha 26 anni, vabbè, è del 99. Quest'anno ha fatto 27 partite con 9 gol, 4 assist, 3 assist e 4 cartellini gialli. Allora, questo ha fatto una stagione buona, era quella del terzo scudetto del Napoli. Poi quella lì, lasciamo come ci hanno fatto perdere la qualificazione alla semifinale di Champions League. Lasciamo perdere che c'era un rigore netto su Lozano, non dato, ma va bene così. Allora, questo c'ha 26 anni. Chissà, già ha finito la carriera, in poche parole. Cioè, se questo va in Arabia Saudita, ha già finito la carriera. Lo posso dire tranquillamente, che se tu a quest'età vai in Arabia Saudita significa che tu la carriera l'hai finita. Come Gabri Veiga, preciso, vai solo per soldi. Comunque continua il buon Claudio Raimondi che dice ci sarebbe pure timide piste italiane, timide, va bene? Se il Milan preferirebbe non venderlo, però anche se il Milan non preferirebbe non venderlo a una diretta concorrente, tuttavia attenzione al Napoli che è interessato e occhio anche alla Roma se Manna dovesse essere il prossimo DS, perché ci hanno messo il Napoli di mezzo, perché sappiamo che Manna attualmente potrebbe cambiare squadra e potrebbe andare alla Roma. Manna, il DS del Napoli, potrebbe andare alla Roma. Cosa so io da amici che stanno a Roma, che abitano a Roma e mi hanno detto, cioè non è io che mi invento, Gaetano però potevo segnare pure tu, un più 3 a fantacalcio, mi servirebbe un tuo più 3. Comunque stavo dicendo, da Roma sta trapelando questa notizia che De Laurentiis si sia messo proprio di traverso a mandare via Manna perché è sotto contratto di qua e di là. E questi amici romanisti mi hanno detto anche, guarda, De Laurentiis per liberare Manna vorrebbe 10 milioni di euro. A che io sinceramente voglio detto com'è possibile, ma pure i dirigenti vogliono i soldi per fare il trasferimento, cioè cosa sta diventando il calcio? Cosa sta diventando? Forse solo in Italia, non lo so, ma a parte in Italia il calcio, per l'amor di Dio, oramai siamo proprio ai minimi storici, ma veramente minimi storici, quindi lasciamo perdere. A parte questo, quindi staremo a vedere se questa notizia è vera, ma io vi ripeto, per me è una grande stronzata, perché il Napoli, figurati se da 60 milioni al Milan, e figurati se il Milan poi te lo dà, loro parlano come una diretta concorrente, e naturalmente il Napoli quest'anno è stata una diretta concorrente non per la lotta allo scudetto, ma per la lotta alla Champions League. Vabbè, signori, io voglio sapere la vostra a questo punto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo questa sera per il post partita, se non sbaglio, di Lazio-Inter, se non sbaglio, alle ore 18 c'è Lazio-Inter, e poi questa sera Lecce-Juventus, va bene? Noi ci vediamo questa sera, sempre comunque Forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926, ricordatevi una cosa, hashtag a me pare una stronzata, iscrivetevi al canale, sempre comunque Forza Napoli, ciao.